L'azienda nasce nel 1961 da mio padre per fare attività completamente diverse da queste, quindi carpenteria metallica e poi un po' di meccanica. E poi nasce dalla passione. Io a un certo punto della mia vita volevo fare qualcosa che andava per aria e mi sono fatto il brevetto e mi sono costruito il primo aeroplano e da lì è cominciato un po' tutto. E io ho cominciato per passione perché quando mi sono fatto il brevetto avevo voglia e volontà di costruire e quindi ho deciso di farmelo invece che acquistarlo, tutto qui. E acquistando un disegno di un ingegnere francese, da lì ho cominciato con il primo aeroplano, poi sono diventati 2, 3, 4, 5, una quarantina e così, e oggi siamo qua. E il passaggio dall'aereo all'autogiro Il passaggio dall'aereo all'autogiro è stato soprattutto per una questione di mercato, perché che produce aerei leggeri nel mondo ce ne sono tante aziende. Io ho visto che era un mercato un po' complicato, un po' saturo, fra virgolette, comunque anche richiedeva certi investimenti di un certo tipo. Ho visto il mercato dell'autogiro, ho visto che insomma c'era possibilità di svilupparlo e l'ho sviluppato. Ma guarda, si comincia con dei disegni, si comincia con studiare i disegni, si comincia con guardare un po' la meccanica e poi è frutto anche di esperienza. Sono già 20-30 anni che facciamo questo lavoro. Poi ovviamente per fare calcoli e verifiche abbiamo un ingegnere che ci segue con i calcoli, abbiamo fatto la certificazione in Germania con degli ingegneri tedeschi che ci seguono, che ci guardano. Comunque tutto quello che è il nostro prodotto, dal monoposto al biposto e a questo modello, è frutto di disegno e di esperienza personale. Quindi un mercato di nicchia si può definire, nel quale voi siete gli unici, a parte un'altra azienda di Varese. E quanti siete in Europa? 5 mi sembra. In Europa, diciamo strutturati, che fanno un prodotto di serie, siamo in 5, 1, 2, 3, sì, 5, 6 forse 6, è un mercato un po' di nicchia, d'altronde che compra questa cosa qui non è chiunque. Il pane si vende tutti i giorni, l'autogiro insomma è un prodotto un po' particolare. In azienda siete in 4. In azienda siamo in 4, però poi dopo ci avvaliamo di aziende esterne che ci fanno delle lavorazioni particolari, il composito e le lavorazioni CNC meccaniche. Chiaramente lavorano tutto su disegno e su specifiche nostre. Il Covid ci ha limitato soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, il mercato americano che si è praticamente fermato. Fortunatamente noi abbiamo distributori un po' in tutto il mondo e se non tira da una parte funziona dall'altra, quindi in qualche maniera riusciamo ad andare avanti. Speriamo che gli Stati Uniti si sistemino a breve, anche perché là ci sono parecchi ordini fermi, quindi è da sperare che riparta un po' tutto, insomma. Alcuni aspetti tecnici, per esempio, quanto tempo ci vuole per costruire un autogiro come quello che stiamo vedendo in questo momento? Allora, se parliamo di tempo, per noi è circa un mese, tempo calcolato in periodo. Sono circa 700 prove per avere poi dopo la certificazione che noi abbiamo fatto con l'ente di certificazione tedesca. Il dossier è stato depositato al Ministero dei Trasporti in Germania e quindi è una macchina a tutti gli effetti certificata. Noi facciamo 3 modelli, un monoposto, un biposto diciamo semplice, questa qui che è l'ultima versione, e utilizziamo motori che vanno da 80 cavalli a 140. Ovviamente cambiando anche la tipologia dei cavalli e della potenza abbiamo anche costi diversi. Diciamo che lo spazio di decollo è circa 70-80 metri, 90 metri e poi la velocità può essere da 0 a un massimo di 200 all'ora. E un'autonomia? L'autonomia a seconda dei modelli siamo sull'ordine delle 3 ore e mezza. 3 ore e mezza per una velocità di crociera che è circa 140 all'ora, insomma si va abbastanza lontano.
Raccontaci un po' la sensazione che provi dalla nascita al battesimo del volo. Beh, diciamo che adesso è diventato un lavoro di routine. All'inizio era sempre un'emozione che era legata anche a un po' di apprensione, perché sai, tutto funziona, tutto non funziona. Quindi sì, adesso è diventato un lavoro praticamente di routine, però comunque c'è sempre soddisfazione ogni volta che si fa una macchina nuova, che la si prova, la si mette a punto. Sì, noi cerchiamo di farla sempre al meglio perché vogliamo accontentare il cliente il più possibile. E quindi ogni volta che portiamo la macchina in campo, la proviamo, la collaudiamo, vediamo che tutto è a posto, ovviamente siamo contenti. Ma diciamo che di papà Ennio in questo tipo di attività c'è sicuramente l'insegnamento che mi ha dato prima. Poi dopo ovviamente lui ha fatto sempre il suo lavoro e i consigli comunque li ha sempre dati e dopo qua piano piano abbiamo sviluppato in maniera parallela. Ovvio che se c'è bisogno di un consiglio noi chiediamo. Sì.